tra la Valle dei Templi e il parco ferroviario di Porto Empedocle. Gli eventi si svolgeranno presso la stazione ferroviaria empedoclina, ampiamente rinnovata dalla Fondazione Ferrovie dello Stato. Le manifestazioni inizieranno il prossimo 6 agosto per terminare sabato 8 settembre con un omaggio allo scomparso scrittore empedoclino con il treno del gusto nei luoghi di Camilleri. Parliamo di Porto Empedocle 2.0, dopo le giornate FAI, come era stato promesso, torniamo per aprire un programma di bellissimi appuntamenti. Ancora una volta accendiamo i riflettori su questo meraviglioso hub, segno della nostra gloriosa storia. Vedete musica, cineforum, presentazioni di libri e per finire come non omaggiare il grande maestro che è scomparso. E quindi nel fine settimana del 6, 7 e 8 noi ci dedicheremo in particolare a Camilleri. Vogliamo celebrare questo grande scrittore di cui parlano anche le pietre e noi lì faremo delle performance teatrali, musica, poesie dedicate al maestro. L'opera di bonifica e di rivitalizzazione del sito va avanti, so che c'era un investimento ulteriore da andare a fare, ecco, che tempi previsti? Allora, vedrete già in quelle date delle impalcature, non abbiamo voluto minimamente interferire con i lavori, la pianificazione è stata rispettata proprio perché vogliamo dare il segno dell'intervento. Recupereremo intanto il bellissimo magazzino merci, quello di fronte al fabbricato viaggiatori, e subito dopo il 9 settembre noi inizieremo i lavori al fabbricato viaggiatori e di lì poi a succursale. Il programma è ricco, lo inizieremo ovviamente compatibilmente con questa manifestazione, ma senza interferire, vedrete delle impalcature già in opera. Beh, anzitutto l'obiettivo è quello di rilanciare la stazione di Porto Empedocle e rilanciarla come luogo di cultura e come luogo per il territorio, un hub culturale per il territorio, non solo per Porto Empedocle ma anche per Agrigento. Una delle prime iniziative di Ferrovie Caos, una volta messe piede appunto all'interno della stazione, era quella di adibirla a zona in grado di ospitare eventi culturali, quindi finalmente adesso abbiamo l'opportunità di farlo e questo del cartellone di agosto è soltanto il primo passo in questo senso. Sugli eventi nello specifico lascio la parola a Erika Zoppo di Mariterra che ci sta aiutando nella stesura del cartellone. Allora, abbiamo un calendario ricco di eventi, partiamo da agosto con un cineforum, si terrà ogni martedì con 4 bellissimi film sul tema di giustizia e vittime, avremo delle presentazioni di libri di cui una rivolta proprio ai più piccoli con una sorta di storytelling raccontato per coinvolgere proprio i bambini, ci sarà un grande concerto il 17, un piccolo festival diciamo musicale con dei DJ set, dei live tra cui la musica di Alessio Bondi, avremo anche dei convegni e insomma tante attività che ancora stiamo finendo di programmare.